Beh, oggi il governatore Zaia deve aver fatto la conferenza. Vediamo un po' che ha detto per domani, dai. Tanto buona domenica a tutti, benvenuti, bentrovati, un saluto a tutti quelli che sono a casa. Oggi cercheremo di andare anche veloci perché è domenica. In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata è obbligatorio l'uso della mascherina. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina, cioè perché vanno in ipossia e tocca andare con l'ambulanza. Giusto. E c'hai ragione Luca, bravo. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. Oh, pronti qua. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva motoria quali camminata, corsa, ciclismo. Vuol dire che tutte queste attività che sono individuali, di fatto, si possono fare. Quindi io direi, se ci si può allenare in strada, cambiamoci. E voilà, eccomi cambiato e siamo pronti per pedalare. È una sensazione che non provavo da tantissimo tempo, andare anche fuori in strada senza mascherina, respirare l'aria, poi in maggio molte piante fioriscono, è veramente bello, è veramente bello. Adesso ci dirigiamo, se il tempo lo permette, verso i Colli Euganei, andiamo a testare le gambe, se in questi 2 mesi di rulli l'allenamento è stato utile oppure no. Vi lascio con l'effetto sorpresa, vi dirò dopo dove andrò. Con me ho anche un marsupio perché ho la powerbank, perché GoPro si scarica facilmente. Stiamo registrando e caricando la GoPro contemporaneamente, come io vorrei. Ci tenevo a farvi vedere un'altra cosa. Oltre alla banana ho portato via una barretta, non per fare pubblicità alla Pro Action, anche se ho inviato più volte il curriculum dopo essermi laureato, però è fondamentale in bici nutrirsi, soprattutto passata l'ora, dopo l'ora, molto importante per il fisico, reintegrare le energie spese. Ho portato anche altre marmellatine, eccole, per evitare quindi crisi di zuccheri, eventuali crampi. Importante reintegrare sempre, perché se si spegne la lampadina lì sono veramente dei problemi seri. Eccoli, ciao. Altri ciclisti che provano questo amarcord di emozioni. Fortunatamente il tempo tiene, quindi avanti sempre verso la meta, che dopo vedrete. Parigi-Roubaix, questo piccolo borgo mi era mancato. Guardate che pace, che quiete. Alzandoci sui pedali si vanno a usare anche muscoli, fasce muscolari che seduti
in sella normalmente non si usano, quindi c'è un maggior dispendio di energia, quindi anche maggiore allenamento. Un po' di stretching, si va a allungare con il cipite femorale, ok, anche la fascia plantare, tengo il piede a martello, ok, e si riprende, via! Rimpiango tantissimo di non avermi portato gli occhiali, perché ho gli occhi che vengono colpiti costantemente da moscerini. Meglio pensarci 2 volte prima di portarli o meno. Salute! Iniziamo a bere, perché col parlare e il pedalare si inizia ad aver sete. E vai! Drink card! Io pensavo di addentrarmi nei colli e trovare anche maltempo, pioggia, rischio pioggia, però a quanto pare è più bello qui che non fa a casa. Fa veramente caldo e adesso si sale e io oggi vi porto qui. Si sale! Questa è la salita che quando ero agonista mi misuravo e il primo pezzo è critico, però dopo scoprite il perché vi ho portato qui. Ecco, sta per iniziare il pezzo duro. Ci sono 2 modi per affrontarla: rimanere seduti con questa posizione sul manubrio delle mani, tirando indietro, ok, il resto aggrappati, si fa forza anche con le braccia, altrimenti mani sulle manopole e si va sui pedali, si ciondolerà leggermente con le spalle. Quindi 2 modi diversi di affrontare la salita: quello seduto più da passista e quello in piedi da scalatore, affrontando di petto la salita. Io mi siedo un po' perché devo avere anche il fiato per parlarvi. Il pezzo più duro lo abbiamo appena passato. In questo momento si può leggermente respirare. Lo spettacolo non è solo nei muscoli, ma è quello che la natura ci offre. Bevo un goccio perché è fondamentale bere, per ricordarsi di bere quando si ha già lo stimolo della sete. È anche troppo tardi. E siamo all'ultima curva e guardate che paradiso, guardate che meraviglia. Tipico. I colli Uganei a maggio è una vera e propria poesia. Fantastico amici, fantastico. Se fino adesso il video ti è piaciuto, metti già un mi piace, iscriviti al canale, tanto è gratis. E guarda con i tuoi occhi tutto questo splendore. Ed ecco l'arrivo. Cinto e Euganeo. Vabbè. Possiamo mangiare qualcosina prima di scendere, il resto lo mangio dopo. E la carta portatela sempre a casa. E adesso prima dentro, gas a martello e andiamo! Si piega tutto.
Adesso ci dirigiamo verso casa ed è stata una bella esperienza affrontare la Cingolina dopo tanto tempo. E dopo una sosta box ci lasciamo i colli Euganei alle spalle, Cingolina fatta, paesaggio ammirato. Mi mancava veramente molto scollinare dopo aver fatto la salita. Eh sì, questa quarantena ci ha fatto capire molte cose, ci ha fatto scavare in noi, secondo me, un ricordo di persone che, non vedendole dopo molti giorni, dopo molto tempo, si capisce veramente il valore delle cose, il valore delle persone. Fare sport, l'attività all'aria aperta soprattutto, perché l'attività outdoor per me ringiovanisce e mi mancava veramente molto. Sì, ho fatto dei rulli in giardino, ma non è la stessa cosa. Dopo la discesa della Cingolina ho abbastanza spinto perché volevo sentire le gambe se erano rodate o meno. Adesso si spinge, mani basse e via verso casa. Bene, l'allenamento di oggi è finito. Oh, è arrivato anche Aieie, buonasera. Bene, l'allenamento per oggi è terminato. La prima uscita in bici dopo la quarantena, giusto Aieie? Giusto? Se questo video ti è piaciuto metti un bel like, iscriviti al canale. Se ti ha fatto venire voglia di pedalare e raggiungere qualche meta da te vicina, fidati, è normale. Se invece sei un runner, scommetto che stai già allacciandoti le scarpe, lo so. Condividi il video con qualche tuo amico o amica sportiva come te. Un saluto da Johnny 3, Manuel Cosimo Muglia, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!